La Commissione Lavoro della Camera ha accolto la petizione di un gruppo di insegnanti madri siciliane di essere assegnate vicino ai propri figli disabili. La Commissione ha deciso di inserire l'appello sulle modifiche al testo 1 del pubblico impiego, in discussione questi giorni, sostenuto da alcuni parlamentari siciliani, tra questi gli onorevoli Capodicasa e Moscat, e dai sindacati nazionali nel parere. È il primo successo della petizione online Non lasciamoli soli, partiti da Aragona, in provincia di Agrigento, è firmata da oltre 10.000 persone. Un appello rivolta al Ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madi e a quello dell'Istruzione Valeria Fedeli, che ora dovranno scegliere se recepire quella modifica nel testo unico ed aiutare questi genitori a gestire lavoro e famiglia. L'iniziativa è partita da Antonella Zammito, un'insegnante siciliana assegnata a Catania, a 200 km dalla sua città Aragona, dove vivono il marito e il figlio Andrea, 19 anni, affetto da una malattia neurogenerativa. Da tempo lei chiede alle istituzioni scolastiche locali e al MIUR di essere avvicinata a casa per assistere il figlio non autosufficiente, ma finora ha ottenuto solo soluzioni temporanee. Come ogni anno, entro il 6 maggio, Antonella e centinaia di altre insegnanti con figli malati gravi e disabili al 100% dovranno presentare la domanda di mobilità. Sapranno la scuola di destinazione verso giugno, ma i loro figli non guariscono, restano disabili e da assistere. Se saremo costretti al disgiungimento familiare di Stato che non ci consente la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, spiega Antonella, dovremmo scegliere tra licenziarci e accudire un figlio. Al momento, infatti, l'algoritmo del MIUR con cui si assegnano le sedi di lavoro non consente di riconoscere la gravità delle patologie. Così risulta privilegiato il docente disabile, anche tramite il cumulo di disabilità lievi, rispetto al docente genitore di figlio malato grave o con disabilità al 100%. La richiesta di questi insegnanti con figli disabili è che sia emanato l'articolo 7 del testo unico e consentito ai dipendenti pubblici con figli disabili gravi di essere assegnati nel comune di residenza.